Io sto con Cortina 2026 e questa è la nuova campagna lanciata da Rete Veneta a sostegno della candidatura della Perla delle Dolomiti per i Giochi Olimpici Invernali. Una candidatura che prima di approdare al CIO dovrà convincere della sua bontà i vertici nazionali del CONI. Il Veneto è pronto ad ospitare questo importante avvenimento. Abbiamo presentato il dossier, diciamo che dal punto di vista tecnico Cortina assieme all'Alto Adige e al Trentino è l'unica vera realtà a livello nazionale che è pronta ad ospitare queste importanti Olimpiadi, sia da un punto di vista delle strutture ma anche da un punto di vista naturalistico, cioè le Olimpiadi invernali devono per forza, a nostro parere, tenersi in montagna. Cortina e le Dolomiti, sostiene il capogruppo del Carroccio, sono la cornice perfetta per un'Olimpiade invernale che poco invece, a giudizio di Finco, avrebbe a che vedere con Milano e Torino, città competitors della proposta veneta. Città che poco hanno a che fare con gli sport invernali. Cortina invece ha tutte le carte in regola. Adesso noi quello che ci attendiamo da parte del CONI è una valutazione da un punto di vista tecnico, altrimenti se devono essere delle valutazioni da un punto di vista politico, a questo punto le Olimpiadi invernali possiamo farle anche a Siracusa o a Catania. Senza contare che anche sul fronte delle strutture la montagna veneta ha già tutte le carte in regola per ospitare la competizione a 5 cerchi. Tutte delle strutture già realizzate, già presenti sul territorio, quindi vorrebbe dire anche creare un avvenimento a basso costo, a basso impatto ambientale, perché ricordiamoci che il CIO ha chiesto di limitare fortemente l'impatto ambientale, quindi noi da un punto di vista tecnico ma anche logistico siamo pronti.